Buon pomeriggio amici ed amiche di Sportissimo Channel, benvenuti a questa diretta speciale Wimbledon. Iniziamo quindi assieme al torneo sull'erba del Grande Slam e tra poco ne parliamo con Max. Dovrebbe essere qui con noi, eccolo qua. Ben Beh, ritrovato. intanto direi buongiorno a tutti, buon pomeriggio, ben arrivati. Incominciato questo grande torneo sull'erba di Wimbledon e vediamo un attimino già i primi risultati. Naturalmente abbiamo Fognini che già passa il primo turno Il, e il questo già. biondo, il Eh? biondo Fognini, Il biondo. perché si è tinto i capelli, devo dire, spettacolare. Sembrava un ragazzino e ha battuto in 3-7 Van Asch dominando. Esatto, Adesso è in campo 3-3, Berrettini. direi Berrettini in campo, 5 pari, anzi addirittura 5 pari, attenzione, vantaggio Fucsovic, palla per andare 6-5, attenzione, parità, in questo momento proprio parità. Ci sono stati piccoli risultati interessanti, Jari ha perso contro Shapovalov e questo è un risultato un po' a sorpresa, però addirittura 3-7-0, ricordiamo che Shapovalov è stato tra i primi del mondo, per cui insomma preoccupa un po' Arnaldi, non tanto, ma insomma 2-7-1 contro TFO, partita dominata nei primi due set da Arnaldi, ma insomma vediamo nel terzo che poi dopo 6-1 rifilato da TFO, certamente non è un turno semplice, no? Perché hanno sorteggiato il numero 30 del mondo con il numero 35, insomma non è stato un bel sorteggio, però diciamo che Arnaldi in questo momento è 2-7-1, 2 giochi a 1, servizio TFO. Altre cose interessanti, Ruud contro Bolt, l'australiano, ma direi che in questo momento 2-7-0. Dimitrov, come tu vedrai, no? Ha già vinto contro Lajovic, 3-7-0. Garin, il cileno, ha perso contro Shang, sempre 3-7-0. Insomma, in questo momento Kotov sta vincendo 2-7-0 contro l'australiano Thompson. Poi, come abbiamo detto, Fognini doveva giocare contro Coffer, se ti ricordi, poi si vede che si è ritirato e ha giocato appunto contro l'olandese Van Asch. Che ti posso dire? Anche Coric ha vinto 3-7-0 contro Meleghi Alves, che è un brasiliano naturalmente, e adesso abbiamo in campo proprio il nostro Fognini, sì, il nostro Berrettini che sta in questo momento conducendo 6 giochi a 5 nel primo set. E insomma ci sono altre partite, ma niente di trascendentale. Poi chiaramente abbiamo in campo Medvedev contro Kovacevic che sta vincendo 3 giochi a 0. Beh, d'altronde l'avversario ancora non si sa e non si conosce. In serata, o un pomeriggio più tardi, avremo Navone che giocherà contro il nostro Sonego e che ti posso dire poi addirittura la sorprendente entrata di Bellucci che è il mancino italiano, che giocherà contro, purtroppo beccato non tanto bene, devo dire, l'americano Shelton, e giocheranno verso le 17:15, campi permettendo e situazione permettendo. Poi abbiamo, caro Enrico, abbiamo la Cocciaretto che doveva giocare contro la Todoni, ma è stata annullata, quindi significa probabilmente che giocherà contro qualcun altro. La Eh, Cocciaretto mi sa che si è ritirata, ecco, sai? proprio la Cocciaretto si è ritirata. Sì, è vero, hai ragione, si è ritirata perché ha avuto un'influenza, quindi o mi pare addirittura un'influenza intestinale o qualcosa del genere e si è dovuta È ritirare, purtroppo. influenza Infatti, come qualcuno che mi ricordi, speriamo stia bene, stia un po' non meglio. tanto, adesso sì, stiamo per andare a farci visitare, insomma, purtroppo capita, sono quelle cose che non si può fare niente. Abbiamo la Paolini che deve giocare contro la spagnola Sorribe Stormo, però la Trevisan contro la Chise, naturalmente la Paolini è strafavorita per arrivare più in là possibile. La Trevisan non è in un suo miglior momento, incontrare la Chise significa prendersi per una bella scopoletta. Adesso non voglio essere cattivo, però insomma la Errani invece gioca contro la Noskova, chi lo sa cosa può succedere. E niente di che, insomma, non ci sono partite degne di nota nel campo femminile. Naturalmente ci sarà anche la Sabalenka, ma insomma, in campo ce ne sono di partite interessanti. Vedremo quello che succede, però ovviamente tutti i fari sono puntati sull'eventuale derby
che potrebbe venire fuori tra Berrettini e Sinner. Questo dispiace, però d'altronde, caro Enrico, che ti posso dire, la sfortuna se l'è cercata un po' Berrettini, come ti posso dire, cioè è arrivato lì con una classifica troppo alta. Adesso è il numero 59 del mondo, doveva arrivare lì almeno come numero 30, allora doveva fare qualche torneo in più. E aver deciso di non fare più tornei sulla terra è stato un grande errore, secondo me, perché significa aver perso la possibilità di fare altri punti e magari presentarsi con una classifica leggermente minore. Vi voglio ricordare che a Wimbledon, e questo non lo so se tu lo sai, le classifiche ATP contano fino a quanto il 2 di picche. Alla fine a Wimbledon decidono loro chi sarà la testa di serie numero 1 o la numero 2 che si voglia. Difatti, Alcaraz, che è il numero 2 del mondo, non è dalla parte del tabellone giù, è dalla parte di Sinner, quindi significa che Alcaraz potrebbe incontrare Sinner alle semifinali. Ah, ma Alcaraz è 3, appunto, e doveva essere 2, quindi hanno deciso, hanno messo 3, e quindi è dalla parte di Sinner, da quello che ho capito io. Strano, perché doveva essere comunque dalla parte di Djokovic, perlomeno, perché Djokovic doveva essere 3 e allora stava, o comunque... Però sì, lo spagnolo aveva perso posizioni quando era stato eliminato a Londra. Quindi può darsi che sia stato quello, però in generale loro possono poi decidere, sì, perché è chiaro che poi in base al livello dell'erba potrebbero decidere di stabilire se Djokovic potrebbe essere anche stato messo come numero 1 del torneo, ma non del mondo, naturalmente, in quanto però è chiaro che Djokovic con le stampelle non lo so cosa riuscirà a fare. Io credo che 18 giorni dal menisco siano, come ti posso dire, troppo pochi per poter recuperare da un infortunio del genere. Insomma, però è chiaro che loro hanno, no, fior di medici e saprà benissimo quello che fa. È chiaro che va a giocare sulla terra, no, scusa, sull'erba, insomma, non è durissimo il terreno, quindi può essere possibile, però credo che non potrà essere in super forma, in quanto, sai, non ti puoi neanche allenare abbastanza, sei dovuto star fermo, quindi non lo so, è da capire un attimino, però insomma, vediamo quello che succede. Speriamo che gli italiani ci diano buone soddisfazioni, vedremo poi questo, se ci sarà naturalmente questo eventuale derby, e mi pare che ce ne capiteranno forse 2 addirittura eventualmente, quindi non siamo stati super fortunati. Parliamoci chiaro da questo punto di vista, però eravamo in tanti, quindi vuol dire che è un bene. Se capitano vuol dire che siamo in tanti, più siamo e più possibilità al secondo turno di beccarci, no, dei derby può capitare. Questo è quanto. Bene, grazie Max per gli aggiornamenti su Wimbledon. Come abbiamo visto, gli europei di calcio vanno avanti, questa sera altre 2 sfide. Ieri sono passate le teste di serie, Spagna battendo 4-1 la Georgia, l'Inghilterra a fatica con il pareggio praticamente in extremis e poi le vittorie supplementari per 2-1 sulla Slovacchia, mentre poi sabato c'era stata l'inopinata, la vergognosa sconfitta dell'Italia, non giocando praticamente contro la Svizzera, che ha meritato di passare il turno, e poi in serata la vittoria con qualche difficoltà della Germania 2-0 sulla Danimarca. Ma lasciami dire che io poche volte, forse mai, avevo visto una nazionale così remissiva, così arrendevole, cioè senza neanche un minimo di combattimento. Io ho capito, vedi, anche la Spagna è andata sotto 1-0, ma poi gli ha dato via, ha messo davanti, cioè, la loro supremazia, la loro forza, no? L'Italia proprio ha preso il gol anche nel secondo tempo. Io dico, uno va negli spogliatoi, gli avrà detto qualcosa per caricarli e tutto, entrano e dopo 30 secondi, 20 secondi, 10 secondi già 2-0. Vuol dire che proprio la squadra, io mi dispiace dirlo, però credo che Spalletti questa volta non ci abbia capito proprio assolutamente nulla. Io capisco, magari a te ti possa stare anche simpatico perché vi ha fatto vincere lo scudetto quando è, però credo che questa volta proprio, e mi dispiace, lui dice, ha trovato l'alibi dicendo che appunto ha avuto solo 10 partite a disposizione prima. Io dico che tu non puoi partire e cambiare 4 moduli, non puoi partire e non avere idee chiare di quello che vuoi fare. Secondo me non le ha avute mai, perché io ho visto un Fagioli messo in campo che secondo me, io non so chi l'ha chiamato, cioè con quale criterio uno possa chiamare uno che non ha mai giocato una partita fino a quel momento. Non lo so, ho visto una nazionale che secondo me negli uomini tutto sommato, poi delle convocazioni, gente lasciata a casa che non si riesce a capire, come Orsolini che ha avuto una stagione col Bologna
da paura. Politano, cioè io non riesco a capire certe cose fatte, per l'amor di Dio, l'allenatore è lui e tutto quello che vuole, però visto che lui è l'allenatore deve poi rispondere, perché questa vergogna di una squadra che proprio non è, dici, ci ha provato, beh, insomma ce l'ha messa, abbiamo beccato pali, traverse, boh, un palo abbiamo beccato, però voglio dire, non aveva né capo e né piedi, niente di niente, il nulla più assoluto, quindi io credo che qua c'è da dire veramente, c'è qualcosa che non va proprio nel sistema Italia, perché consideriamo che sono 2 mondiali che non ci siamo qualificati, per andare a fare appunto il mondiale, abbiamo vinto un europeo non si sa come, adesso siamo usciti malamente, c'è da vergognarsi, però io dico, in Italia tutto sommato siamo arrivati in fondo a tante coppe, abbiamo vinto l'Europa League, l'anno scorso avevamo anche arrivati in finale di Champions League, insomma la squadra secondo me in Italia stiamo aumentando il livello e non capisco assolutamente per quale motivo la nazionale non debba avere questo livello. Se decidi di andare avanti con un modulo, io credo che non puoi cambiare 100 volte in una partita o in tutte le partite cambi continuamente. C'è qualcosa che non ha, i giocatori sembrava che non sapessero quello che dovevano fare. Bene, è tutto, a presto, seguiteci, buon pomeriggio a tutti e buon Wimbledon. Forza Berettini!